Uè, o Fevelin di... È un chiacciador, ma di Auroris Boreals. Il fotografo furlan Gabriele Menis è tornato giusto come di un'espedizione in Lapponia per fotografare l'Ilus dal nord. La conte di questo viaggio magico in te puntate di voi. Buongiorno a tutti e benchiatazza a voi o Fevelin D, la trasmissione curata di Claudia Brugnetta che va in onda da sede Rai regionale di Udin. Io sono Natascia Gargano e saluto anche qui che nos ascolta via internet in streaming al sito www.fvg.rai.it. Ho vinto il piacere di vedere chi con noi in studio Gabriele Menis che ho dal benvenuto. Menis, buondì. Buondì. Lui è tornato a Chiase, a Trep Grant, la Calvif, di pochi settimane. C'è molto là della sua spedizione? Sì, questa prima spedizione la ben, ho sempre stato solo una settimana, quindi ho venuto di un po' dolce calenoviere in Lapponia e anche ovviamente l'aurora boreale, che non sa di deliziato per 2 giorni. Ho provato un po' tutti i climi, anche le condizioni atmosferiche che si possono provare in Lapponia, quindi sono arrivato che era un nevore forte che si è arrivato quasi 1000 metri di neve. Dopo una giornata circa si era serenato, ho provato quasi meno 30, come appunto l'aurora boreale, ho fatto 2 giorni interi sfur per fotografare e anche vivere l'esperienza reale, quindi chi là osservare. E dopo quando si è ripartito ho chiatato un'altra bufera di neve forte, quindi bisogna provare dolce che ieri la Lapponia, c'è che il suo clima è estremo, disegno. Lui chiacchiera il plural con cui si è andato via? Ora in un gruppo di circa 10 persone, dicono che di questo unviero e questo progetto dai viaggi fotografici in Lapponia proprio a Chiace d'aurora boreale, quindi sono dei viaggi che sono viaggi ad oggi e può partecipare chiunque, quindi non so in particolare, cioè non convente una particolare preparazione o età o al catri, quindi sono veramente viaggi ad oggi e quindi che spring viaggio organizzato, là ben, io ero già stato in Lapponia altre 2 volte, quindi per Cognò, ad esempio per un progetto fotografico sempre fra Lapponia finlandese e svedese. Di questo unviero ho pensato di lanciare questo progetto per poter dare la possibilità a noi di vivere queste esperienze. C'è lo sburto è tornato per terze volte lassù? Dicono che le passioni sono ridotte per l'unviere, comunque per i territori del nord in generale, quindi le prime volte che l'ho veduto si era stati innamorati di questo fenomeno, fenomeno naturale, che è un lavoro particolare, ho di idee quasi mistiche, perché è una roba a cui non siamo ovviamente abituati, quindi è un lavoro particolare, affascinante. Dicono che mi piacciono anche le condizioni vonde estreme, quindi quando sono temperature, se anche un lavoro basse, non mi dà un gran problema, anche le nature ovviamente. Non si può descrivere più in dettaglio che si prova quando si vede una aurora boreale, magari in te prime volte, che questa è un importante, ma lui l'ha fatto sul serio. Sì, dicono che è un'esperienza, come dicevi, quasi mistica, un lavoro particolare, si resta veramente sbalorditi quando si vede solo le prime volte, perché sono che sbande luminose in cielo che si viergino e si studino di qualsiasi bande dal cielo, e quindi un lavoro nuovo e un lavoro particolare per chiunque le vede, anche io proprio che non è appassionato di che zone o comunque della natura in generale. E poi è un lavoro variabile perché dipende dal vento solare, di time parametros, le asse al Sole, nelle atmosfere, e poi è un lavoro veloce, quindi può spostarsi anche un lavoro più veloce dai noi, quindi è un fenomeno, un lavoro veloce anche, oppure può stare anche effetti in cielo per diverse soris. Ovviamente può avere una luminosità poi o manco forte, dipende da tantissime condizioni. E ovviamente è un fenomeno, un lavoro adatto per essere fotografato, quindi qui che la passione di fotografie è simile, al po' sbizzarrirsi disegni in scasse e quant'altri. Allora, perché il caso di là piace proprio di aurore, perché non è un fenomeno che così tu lo vedi là, tu lo chiapis con la macchina fotografica è fatto, no? Sì, dicono che è un lavoro imprevedibile, quindi sono dai siti che danno delle previsioni di massime sull'attività aurorale di ogni notte, però è un lavoro imprevedibile, bisogna sempre stare pronti a po' durante 30 secondi, quindi un lavoro anche fugace in caso, oppure po' durante ore, quindi bisogna aspettarsi di passare diverse ore, non disgnotti interi, però diverse ore con il cavalletto pronto e con le macchine pronte per cercare di catturare, insomma. Che sono le sfide per un fotografo, no? Lui ha detto, non è come vio delle manche e fotografare.
Sì, ovviamente sono anche le scontradicazioni che si hanno quando si va a operare in chi territori che sono dovuti a livello climatico, quindi bisogna essere anche attrezzarsi a livello di attrezzature, anche se appunto anche qui calà qualsiasi tipo di attrezzatura fotografica può partecipare, una semplice reflex base, è chiaro che avrà risultati diversi rispetto a un che l'ha attrezzato in modo diverso, però le vie veramente ad oggi, quindi mi vorrei biele particolare. Per farci capire c'è colore o c'è colore che si vede? Ovviamente l'aurora visivamente si vede diversa rispetto a ciò che si vede in fotografie, quindi in fotografia il sensore delle macchine fotografiche al cattura ne vuole poi luce e colore anche rispetto al volume umano, però si vede comunque generalmente di colore verdastri o tendente anche al blanco spesso, quindi dipende un po' di che tipo di aurora che è, perché appunto come dicevi prima sono tante tipologie di che fenomeno. Quindi in fotografie si vede i colori sono i più brillanti, quindi verse, violetto, rosso, anche blu certi svolti, quindi che è un lavoro più impattante, però anche a voli nude, quando è un minimo alta di attività si vede veramente un spettacolo incredibile. Lui ha un sue foto preferite? Ma diciamo che le preferite sono quelle che ho fatto circa un anno fa in Lapponia finlandese, dall'estremo nord proprio della Lapponia, 300 km a nord del Circolo Polare Arctic, che se sono delle immagini belle secondo me, perché come potuto vivi un fenomeno non forte, un ignoto, quindi è arrivata a portare a casa anche scasse, un lavoro particolare, insomma. E per capire c'è immagini su Fevelin, puoi dare un riferimento al suo sito internet o alle pagine Facebook? Sì, su www.fotomenis.it si può trattare le fotogallery delle spedizioni passate, anche un po' di racconto di viaggi, di cercare chi vi ha spassato e anche tutte le informazioni su come partecipare e come poter vivere anche in prima esperienza che il progetto come dicevi prima. Il prossimo viaggio quando sarà? Ho disegnato due programmi dal mese di marzo, uno è già al completo, quindi le date che restano sarà fin marzo dal 26 al 31, chiunque può partecipare, quindi alle vierte ad oggi. Ma c'è molti organizzi in che si viaggi, perché non è come la qui sa chi lavora, no? Sì, diciamo che non sono tantissime strutture dove poter alloggiare e sta, però appunto per organizzare che tipo di viaggi io vengo sia dai puesti, disegni strategici che ottimizzano le probabilità di via dell'aurora e comunque vinta anche non dico proprio tutte le scomodità di componenti vecchi eccetera, però comunque sono ben attrezzate anche lassù, nonostante il puesto estremo e particolare, quindi diciamo che alle vierte ad oggi si può arrivare comunque in aereo fin d'oggi, dopo sono dei brevi spostamenti in macchina in mezzo su strada, diciamo. E dopo le dotte organizzate per muoversi poi strategici durante le notte, si possono fare diverse attività, quindi anche visite a fattorie di rennis, oppure là in motoslitte, oppure sled dog, o anche le pesci e le glace, facendo proprio un foro di glace, si può provare anche esperienze lì, quindi si prova veramente il modo di vivere che hanno loro in che territori ski e si può vedere anche che si sono adattati anche le popolazioni che vivono lì al clima estremo, quindi evite che è proprio un lavoro estremo anche in quelle zone lì, loro hanno le renne che è l'animale simbolo della Lapponia e loro vivono sempre in connubio con quell'animale qui, perché le doprono ad esempio per mangiare proprio le chiare, quindi anche per vestirsi, perché sia ai pis che i chiappiei, i guanti, qualsiasi roba, i quarzi doprono per fare manis di posare, ad esempio, si può vedere veramente che le vite in che zone lì. Per cui Calà Augusto veis sentito il prossimo appuntamento con la spedizione a March. Grazie a Gabriele Menis per Venus Spartata, al manco con la immaginazione finta in Lapponia, viodi la straordinaria aurore boreale. Saluti i nostri ospiti, ringrazio anche Arianna Zani per regie e Dario Nardini per parte tecniche. Uslassi qui altri programmi di Rai Radio 1, una buona giornata di Natascia Gargano.